Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi all'Ice Splash del vostro Maretto Veneziano che, come avete visto dal titolo, come mai la Russia non attacca col suo massimo potenziale? Questa è una bella domanda. Nei talk show di regime, nei talk show dei pifferi magici continuano a chiamare tanta gente, esperti di militari, esperti di qua, esperti di là, ma solamente alcuni generali, secondo il mio modesto parere, hanno una visione chiara. Viene addirittura ne sentivo uno che non è un militare, è un esperto di militaria, ma è un critico praticamente, è un commentatore, diceva che aveva telefonato a un generale indiano e anche lui era dell'idea che la Russia non stava mettendo in campo il massimo di potenziale perché secondo il generale indiano la Russia vendeva i suoi pezzi migliori appunto all'India o ad altri stati che le compravano. Allora, partiamo dal presupposto che la Russia ha come minimo 1 milione di soldati e lì ce ne sono 160.000, di cui molti sono di leva e non sono professionisti. Partiamo dal presupposto che anche uno che ha fatto il soldato 30-40 anni fa capisce che questi mezzi militari che la Russia ha messo in campo sono praticamente pezzi archeologici, sono carri armati vecchi, camion vecchi, insomma, ha mandato come quando uno vuole pulire la cantina o il solaio, ha mandato i pezzi che non servivano più in questa guerra, no? E guardiamo anche il fatto dell'aviazione, cioè se voi guardate in Siria l'aviazione russa, cosa ha scaricato ad Aleppo, ad esempio, ci possiamo rendere conto che qui in Ucraina i russi sembra che vogliono quasi usare i guanti bianchi, anche se vanno avanti in modo perpetuo, cioè non si arrendono, nel senso non è che non si vogliono che vogliono arrendersi, ma vanno avanti in modo importante, lentamente, senza grandi show, non sfodano sicuramente le armi migliori, anzi, come ho detto poc'anzi, stanno usando i pezzi archeologici, i pezzi del nonno, no? Come si suol dire, per fare questa guerra. E gli ucraini sembra quasi che vogliono cuocere l'Ucraina a fiamma lenta. Sembra quasi che vogliono non vincere in un colpo solo con l'Ucraina, ma portarla alla preistoria molto lentamente, senza mm, mm, creare troppi danni alla popolazione, ma distruggere tutte le infrastrutture. Poi, per il fatto che non vogliono silurare direttamente il presidente comico, no? Che è nelle potenzialità della Russia far partire un missile da qualsiasi parte e azzerarlo, questo ci fa capire che lo vogliono tenere in vita per allungare il più possibile questa guerra e con i mezzi che stanno mettendo in campo, cioè praticamente ehm, pezzi della guerra fredda, pezzi archeologici, militari che sono praticamente di leva, cioè non hanno nessuna visione, non sono professionisti, no? Che fino a qualche giorno fa giocavano alla PS4, no? Fino a 3 settimane fa giocavano a Xbox o a PS4. Beh, sembra quasi che la Russia in questo momento non stia scaricando molto materiale bellico importante, ma solamente materiale a uso consumo che vuole riciclare non gli interessa fondamentalmente niente perdere. L'Ucraina ce la sta mettendo tutta, purtroppo l'Ucraina è stata in un certo senso sobillata da un gruppo interno all'Ucraina, forse un po' troppo non nazista, ma sionista, che sono due cose differenti, no? Purtroppo non si rende conto che la Russia sta giocando col gatto, come il gatto con il topo. Quindi non credo che la Russia metterà in campo il massimo della sua potenzialità, ma il minimo per portarsi a casa un risultato, perché poi, come detto in altre pillole, non si fermerà sicuramente l'Ucraina, andrà avanti con la Polonia o la Romania molto probabilmente. Quindi a tutti quelli che seguono questi talk show delle TV statali con i menestrelli che chiamano questi critici
di armi che fino all'altro giorno erano addirittura critici dei virus, no? Questi personaggi che dormono col sacco a pelo in questi studi per poter rappresentare, fare le comparsate. Io penso che non abbiano proprio, forse non avevano neanche la visione sui batteri e i virus prima, ma adesso a livello militare proprio non ci siamo. Solamente il generale Mini ho sentito che diceva e faceva un'analisi seria, chiara, e lui che è stato un grandissimo militare, appunto anche lui afferma che la Russia in questo momento sta mettendo in campo il minimo e anzi tutta ferraglia vecchia proprio per non voler, come si dice, esagerare troppo, perché questa sarà una guerra lunga, sarà una guerra per l'Ucraina che sarà portata alla preistoria. Adesso, se si dovesse fermare questa guerra, attualmente sarebbero nel Medioevo per almeno 5-10 anni. In futuro, se va avanti altri 20 giorni, torneranno nella preistoria e sarà rasata al suolo qualsiasi tipo di servizio e, come si dice, un mezzo per poter comunicare sia telefonico, luce e via dicendo. Quindi, cari amici, continuate a seguire il Tegare Mandato Veneziano e chiaramente vi consiglio protezioni di Marte 6 e non pensate a crediate alle cose che dicono nei talk show di regime, perché alla fine la Russia, se volesse, in 3 giorni veramente avrebbe conquistato e neutralizzato il presidente ucraino. È solo che vuole portare l'Ucraina per dare un segnale forte agli altri stati alla preistoria e se, dal mio modesto punto di vista ha ragione il generale Mini quando dice che non sta mettendo in campo le sue forze migliori, anzi quasi quasi quei pezzi d'antiquariato che vuole togliersi dal magazzino. Bene, cari amici, vi aspetto alla prossima live. Grazie, ciao.